La linea rigorista alla fine è quella dettata dal nuovo provvedimento targato Draghi. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, con qualche distinguo sulle diverse posizioni politiche, alla fine dà continuità alle scelte del governo precedente e impone ulteriori restrizioni nel Paese. Italia in zona arancione o rossa fino alla fine di aprile, con spostamenti vietati, bar e ristoranti, cinema e teatri, palestre e piscine chiuse, niente visite a parenti e amici in zona rossa e piccole aperture in zona arancione all'interno della regione, che potranno essere maggiormente alleggerite se la situazione pandemica e le vaccinazioni saranno intensificate. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto in vigore dal 7 aprile, che conferma le restrizioni precedenti e introduce due importanti novità: l'obbligo di vaccinarsi per tutto il personale che opera nella sanità, farmacisti compresi, e lo stop alla possibilità per i presidenti di regione di emanare ordinanze in contrasto con le linee nazionali. Come anticipato, tutti gli operatori sanitari avranno l'obbligo di vaccinarsi, in particolare quelli che svolgono attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione sarà requisito essenziale per l'esercizio della professione e lo sarà fino al 31 dicembre 2021. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a mansioni anche inferiori, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate. Se ciò non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione. Nel decreto Draghi previsto lo scudo penale, una forma di protezione per i somministratori, limitando la punibilità ai soli casi di colpa grave, che in parte delude le aspettative dei medici, che ritengono incompleta ed insufficiente la tutela verso gli operatori sanitari. Sbloccati finalmente i concorsi nella pubblica amministrazione, si parla di almeno 100.000 nuove assunzioni. Si potranno fare i concorsi a patto che si svolgano su base regionale e provinciale, evitando dunque lo spostamento dei candidati da una regione all'altra e, dove possibile, spazi aperti. Gli unici a non essere stati consultati prima del decreto sono sindaci e presidenti di provincia, che in una nota congiunta esprimono il loro disappunto. Scopriamo che non ci sono più zone bianche e zone gialle e che molte attività economiche resteranno chiuse per tutto il mese di aprile, senza alcuna certezza sui tempi di erogazione dei ristori per le chiusure precedenti. Non siamo stati consultati ed informati, dichiara il presidente dell'ANCI De Caro, sulle misure contenute nel nuovo decreto.